Dopo tanti episodi dedicati alla musica classica, oggi ci spostiamo a un'epoca un po' più recente, quella della disco music. In particolare parleremo dei Bee Gees. I Bee Gees sono stati un iconico gruppo musicale formato dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb. Originari dell'isola di Man, sono cresciuti fra il Regno Unito e l'Australia, dove hanno iniziato la loro carriera musicale. Con un successo durato diversi decenni, i Bee Gees sono riconosciuti come una delle band più influenti nella storia della musica pop e disco. La loro firma è l'uso di armonie vocali complesse, con la voce in falsetto di Barry come elemento distintivo. Hanno attraversato vari generi, dal rock e pop degli anni 60 al disco degli anni 70, fino a un pop più sofisticato negli anni 80. Oltre ai loro successi, hanno scritto hit per altri artisti come Emotion per Samantha Sang e Island in the Stream per Dolly Parton e Kenny Rogers. Senior Live, How Deep Is Your Love, Night Fever, To Love Somebody, Tragedy. Hanno venduto oltre 220 milioni di dischi nel mondo. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997. La colonna sonora del film La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever 1977, ha contribuito alla nascita della discomania. Il loro nome, Bee Gees, deriva dalle iniziali di Barry Gibb e del loro sostenitore Bill Good. Maurice e Robin erano gemelli. Dopo la morte di Maurice nel 2003, il gruppo non è più stato attivo in formazione completa. Robin è scomparso nel 2012, lasciando Barry come unico sopravvissuto. La loro musica continua a ispirare generazioni e a essere una pietra miliare della cultura pop.